Giro d'Italia 2026, tante Dolomiti e tanta provincia di Belluno nel programma della Corsa in Rosa. Una tappa del Giro maschile partirà da Feltre per arrivare in comune di Alleghe a Pian di Pezzè il 29 maggio e lo stesso giorno il Giro d'Italia E con biciclette elettriche andrà da Agordo ad Alleghe. Donne invece impegnate con la cronoscalata del 2 giugno sul Nevegal e il giorno dopo con tappa da Longarone a Santo Stefano di Cadore. Marco Pantani il 26 giugno del 1992 vinse il Giro d'Italia dopo aver percorso la tappa ai Piani di Pezzè. Io ho sempre sognato di poter ripetere un arrivo del Giro d'Italia su a Pezzè, è un arrivo iconico e sicuramente faremo di tutto perché lasci un grande ricordo come ha lasciato quella tappa di Pantani. Siamo riusciti a portare una tappa bellissima, che è una tappa probabilmente iconica e anche conclusiva del Giro d'Italia, ma ricordo che il Giro d'Italia a livello italiano significa 2 miliardi e 200 milioni di giro affari, significa che tutti quelli che vengono a vedere una tappa poi ritornano al 61% a pernotare o a mangiare qualcosa, significa tanta economia, significa una grande visibilità, significa anche portare benessere, quindi non solo le Olimpiadi ma anche un grande evento che noi dobbiamo essere bravi a mantenerlo anche nei prossimi anni. Per la sua comunità questa tappa cosa vuol dire? Per la mia comunità è sicuramente un grande orgoglio perché naturalmente si pensa alla visibilità che avrà il nostro territorio a livello internazionale. Ricordiamo che ci sono 200 paesi collegati e da come dice RCS 750 milioni di spettatori. Fondamentale per la realizzazione della tappa Feltre-Pian di Pezzè, lunga 151 km, il contributo del Fondo Comuni Confinanti con 600.000 euro. Tappa grazie alla quale è stata lanciata la campagna Vivere fuori dai luoghi comuni, promossa da Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi e tesa a valorizzare la ricchezza del territorio alpino veneto, quali gli scenari che verranno attraversati con le salite di Falzarico, Duran, Staulanta e Giau.